Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef, buon weekend a tutti voi. Oggi ricette semplici con verdure e prodotti del territorio siciliano. Non so se mi avete seguito questa settimana, ho fatto un po' la turista per caso ed è una delle cose che più mi piace da fare in Sicilia. Ho visitato molte delle vostre aziende e mi sono divertita tantissimo. Ho mangiato e ho assaggiato di tutto e di più, quindi oggi ho deciso di utilizzare alcuni dei prodotti che mi avete dato che voglio far assaggiare in modo virtuale a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Oggi è un sabato molto caldo, quindi sarete in molti in spiaggia a seguirmi da sotto l'ombrellone, magari state bevendo un caffè o un aperitivo con gli amici, quindi spero di tenervi anche oggi compagnia. Le ricette che voglio realizzare con voi saranno abbastanza semplici, che potete realizzare anche con i vostri bambini e io di solito lo faccio perché sono ricette con gli ortaggi di questo periodo, quindi con melanzane, peperoni, le patate, ma anche i pomodori, e poi una ricetta un po' più classica che tutti i bambini adorano, ma non solo loro, anche le polpette di carne che possiamo utilizzare sia da mettere in una minestra con gli ortaggi freschi come la cucuzza, quindi come la zucchina serpente, o anche semplicemente con un bel minestrone o fatte in padella o al forno. Oggi io farò con voi tutte ricette da poter preparare prima e poi da poter infornare all'ultimo momento, da poter mangiare calde, o sono buone anche da preparare la mattina per poi ritrovarcele a pranzo o a cena già pronte. Allora, cominciamo con la prima. Vi voglio proporre una delle ricette che io amo di più, perché mi ricorda quando ero piccola che mi preparava sempre la nonna, le polpette di melanzane. Voi sapete sicuramente come me che tutti i bambini appena sentono melanzana non amano particolarmente questo ortaggio. Io invece, dato che ho sempre proposto ai miei figli le polpette per far mangiare sia i legumi che le verdure, vi propongo anche questo. Allora, cominciamo con le tagliare la melanzana. Questa è una bella melanzana verde, nera, e la tagliamo a cubettoni molto grossi. Questo perché la dobbiamo andare a bollire. Se noi la andiamo a bollire, la melanzana andrà a perdere anche un po' l'amaro della buccia, ci servirà per diventare un po' più consistente e croccante. Allora io ho già messo in pentola l'acqua a bollire e andiamo a metterci anche la nostra melanzana. Ho visto già che ci sono dei commenti, vi ringrazio per il vostro affetto. E allora abbiamo Giuseppe Romano, complimenti, grazie Giuseppe, un saluto anche a Roberto Di Mara, a Lucio Cavarra. Lucio, non ti vedo più nelle dirette suonare il rock, quindi mi stai mancando. C'è anche in onda connesso con noi Concetto a Vela. Un saluto a tutti voi. Io oggi vi stavo parlando che voglio realizzare con voi ricette sia vegetariane che non. Allora, io ho già bollito qui anche delle patate di Siracusa, che sono proprio uno degli ortaggi di questo periodo. Sono delle patate molto dolci, molto versatili, le potete utilizzare per più ricette e oggi io vi posso proporre sia una torta di patate che delle polpette semplici che potete sia infornare che friggere. Con questo caldo vi consiglio di infornarle, perché così andate ad infornare tutto insieme, e il menù che vi sto proponendo è un menù molto adatto anche agli aperitivi in terrazza. Ieri ho avuto un incontro virtuale con il mio amico Maurizio Zivillica, che mi ha fatto vedere questo splendido terrazzo in Ortigia, e con lui ci dovremo vedere la settimana
prossima per fare un aperitivo al tramonto e quindi diciamo portare in omaggio ai nostri che ci invitano a cena qualcosa di buono, fresco e locale, secondo me è il regalo più bello che si può fare. Le ricette che vi sto proponendo oggi sono molto adatte ad essere preparate prima, sono molto adatte anche a tutti coloro che hanno esigenze alimentari particolari, perché le possiamo anche proporre sia con il glutine che senza glutine, con lattosio e senza lattosio, e io di solito mi diverto a proporre queste ricette quando preparo per i miei ospiti stranieri i canapè party. Da noi ormai si usa anche il termine finger food perché è quel cibo che può essere mangiato con le mani, però proprio in questo momento post-Covid non possiamo fare questo tipo di servizio, mentre invece possiamo fare il servizio del canapè party, quindi preparare delle piccole ciotole monoporzione in cui potete dare ai vostri amici una degustazione di tutto ciò che avete preparato. Allora, io qui ho schiacciato semplicemente con una forchetta le patate, questo perché non voglio ottenere una grana molto fine delle nostre patate, quindi non voglio ridurle a purè, ma semplicemente a pezzettoni. Quindi vado a spostarli, vado a spostare una porzione in una ciotola dove andrò ad aggiungere i classici ingredienti per fare le polpette, che sono uova, pangrattato, prezzemolo, aglio e se vi piace anche del caciocavallo grattugiato e del formaggio che poi andrà a filare. Ovviamente il formaggio che andrà a filare lo consiglio semplicemente se poi volete andare ad infornare queste polpette di patate. Io oggi però volevo proporvi anche una ricetta della torta di patate, quindi una ricetta con semplicemente l'impasto delle patate adagiato su una teglietta da poter poi presentare o come monoporzione oppure tagliarla a fettine come una vera e propria torta salata. Quindi vado a prendere anche il mio stampo che tutti ormai potete trovare e vado a mettere prima il mio caciocavallo e poi del pangrattato, un uovo e già così la ricetta è abbastanza completa. Adesso però andiamo ad aggiungere degli odori. Ovviamente io non ho aggiunto il sale in cottura nelle patate, quindi andiamo ad aggiungere anche il sale. Nel frattempo qui le nostre melanzane stanno bollendo e quindi andiamo a controllare le melanzane perché oggi vi propongo tante ricette veloci e comode da poter preparare prima in modo tale da non andare al servizio sudate, stanche come di solito arrivo sempre io quando lavoro. Allora andiamo ad aggiungere un pizzico di sale e poi andiamo ad aggiungere gli aromi che più ci piacciono, quindi possiamo andare ad aggiungere del prezzemolo, possiamo andare ad aggiungere anche delle spezie. Io per esempio qui, mentre venivo nella location che ho utilizzato anche la settimana scorsa, quindi è una delle location che io utilizzo per le Cooking Experience, ho raccolto questo meraviglioso timo fresco, quindi secondo me il timo è uno degli odori che sta meglio con le patate e lo vado ad aggiungere, però proprio un pizzico perché altrimenti poi non possiamo assaporare tutti gli odori e i sapori che sono del periodo. Le patate di questo periodo appunto sono molto delicate, non hanno un sapore molto forte, quindi dobbiamo semplicemente accompagnarle con gli odori che più ci piacciono. Prendiamo il nostro stampo. Se preferite nello stampo potete anche utilizzare della carta forno, io l'ho dimenticato
dimenticata, quindi non la sto utilizzando, ma utilizzo un buon olio siciliano che darà quella patina croccante alla nostra torta di patate. Ci saluta anche Francesco Caravello che oggi ci sta seguendo e mi sta coadiuvando. Chissà se parlando delle sue polpette non sta bollendo sulla sedia perché vuole intervenire. In realtà sì, perché sai, quando parli di polpette e non vedo carne, nasce la sofferenza. Ma che manca il tempo di pensarti che già ti sei materializzato? Sì, tu parli di polpetta e spunto io, e quando si parla di polpetta e non c'è carne, nasce la sofferenza. Quindi, nasce la sofferenza. Sì. Però sai Francesco, tu è da ieri che mi dici dobbiamo cercare il modo di istruire le nuove generazioni, e purtroppo le nuove generazioni quando di polpette diciamo che mangiano anche delle che di solito non mangerebbero. Io adesso sto preparando, non so se hai seguito, una semplice torta di patate perché appunto a volte i ragazzi, i bambini preferiscono mangiare le patate fritte ma non le patate bollite, quindi facendo una bella torta salata di patate possono avere un pasto completo, e poi magari oggi lo chiederai alla dottoressa durante il tuo aperitivo social, ma credo di aver fatto un pasto equilibrato tra le patate, carboidrati, l'uovo, proteine, del formaggio e del pangrattato. Io adesso cospargo. Lo chiediamo e vediamo che dice. Senti, invece voglio girare un paio di messaggi che forse tu non riesci a leggere. Intanto c'è Katiuska che ti dice buongiornissimo Alessia, noi tutti davanti ai fornelli. E poi Tito Puleri che dice ciao da Tito e dalla nipotina Viola. Ciao a entrambi. Oh, che bel nome! Ciao Tito, grazie per seguirci in modo così affettuoso. È un formaggio siciliano quello che stai mettendo. Sto pensando anche a tutti i vostri nipotini. Il formaggio grattugiato che ho messo è un formaggio siciliano, giusto? Il formaggio grattugiato è un caciocavallo, perché adesso ti racconterò dove sono stata questa settimana. Quindi ho parecchie proprio tutti da poter svelare la mia torta di patate, così man mano che vado a preparare le ricette le andiamo a preparare per poi poter essere pronti alla fine della diretta. Io vado ad infornare le patate, controllo anche le melanzane. Ma per esempio tua nonna non te le faceva mai le polpette di melanzane per farti mangiare le melanzane quando eri piccolo? Mia madre era macellaia, se si parla di polpette ci deve essere la carne. Ah, ecco perché c'hai questa tara mentale, polpetta uguale carne. E vedi, io non ci avevo fatto caso. Ma sai, questa è una... Angela Di Maio chiede, ma cosa metti dentro? Dentro le polpette di melanzane? Penso di sì, non so se stai parlando della torta che stai facendo di patate oppure delle... E allora guarda, Ciccio, noi siamo l'esempio perfetto, nel senso che tu figlio di macellaia, io figlia di pescivendolo, quindi ovviamente le polpette per me erano quelle fatte con le sarde, con gli alici, con tutte le frattaglie del pesce spada e del tonno, però mia nonna, siccome era tripolina, era libica, ha portato con sé anche una tradizione di cucinare le verdure un po' arabe, e forse queste polpette erano un po' una ricetta che lei ha miscelato tra una ricetta siciliana e una ricetta araba. Quindi io, come vedete qui, ho scolato le melanzane, adesso le lascio un po' raffreddare perché se le tocco adesso saranno intanto piene di acqua, ma non posso andare ad amalgamare l'impasto con tutti gli altri ingredienti, e quindi ti svelerò più avanti come andiamo a preparare le polpette di melanzane. Andiamo a fare subito le polpette di carne? Sì, assolutamente. Dai, che così almeno ti svelo un po' la mia ricetta. Allora, io stamattina sono stata in una macelleria qui a Palazzolo che proprio produce carne locale, perché loro crescono nei boschi qui intorno a Palazzolo
le loro vacche, i loro bovini, e quindi diciamo anche la carne può essere trovata in Sicilia. Si fa anche qualcosa di diverso rispetto alla salsiccia? Pensavo ci fosse solo la salsiccia di Palazzolo in tutte le macellerie di Palazzolo. Si fanno tante buone cose, però io oggi voglio miscelare i prodotti di Palazzolo che si trova sull'eBay con dei formaggi, con altri prodotti che sono delle chicche che ho trovato durante il mio viaggio nelle Madonie e nei Nebrodi. Quindi adesso poi ti svelerò i miei segreti. Quindi io ho preso un tritato di vitello, perché così risulta più leggero e meno grasso anche per i bambini. Di solito quando faccio le polpette a casa le faccio di diverse dimensioni, a seconda di come voglio cucinare queste polpette o con che cosa voglio abbinarle. Quindi l'impasto base per le nostre polpette sono uovo grattato, del ballo o dell'altro forno che avete in casa. A volte in questo periodo soprattutto di lockdown ci siamo resi conto che avevamo tanti rimasugli nel nostro frigorifero, quello di grattugiare magari un formaggio che si era troppo stagionato in frigorifero potrebbe essere un buon modo per riciclare ciò che abbiamo dentro il frigo. Quindi uovo pangrattato, del caciocavallo, e poi vado ad aggiungere dell'aglio che finalmente ieri mi è arrivato da Nubia, l'aglio rosso, Presidio Slow Food. Guarda che bello, vedi, con questo mi posso proteggere anche da te, guarda. Esatto, scusa, fammi capire, ma hai detto da Nubia? Perché Da c'è Nubia, mezzo sì. dice l'aglio di Nubia, quindi abbiamo sbagliato sempre. Ma non lo so, io l'ho sempre chiamato Nubia e tutti quelli che conoscono lo chiamano Nubia, sarà Nubia, non lo so, chiediamolo agli amici che ci abitano qual è l'accento più giusto. Vediamo se qualcuno che ci ascolta sa. Io intanto ne prendo qui una... Nubia o Nubia. Aspetta un attimino che mentre sto leggendo che arrivano a pesare anche 2 kg, e poi ho fatto il ripieno di cipolla, cozze, vongole, gamberetti, capperi, nduja, sarà nduja, no, mentuccia e pane grattato. L'ho chiamata bomba antisommergibile. Maurizio, tu sei una fonte inevitabile di ricette particolari, fatte tutte con prodotti siciliani. Allora io qui ti sto mostrando che quest'aglio di Nubia o Nubia è rosso ed è particolarmente delicato, e quindi vado a cucinarlo e ad aggiungere un pezzettino del nostro composto delle polpette. Ancora non ha un'anima molto evidente, perché logicamente è un aglio fresco, e quindi possiamo anche mantenere l'anima all'interno del nostro aglio. Aggiungiamo del sale. Poi se volete mantenere le polpette un po' più morbide o vi piace del latte, se dovete servirle ai bambini, o del vino bianco. Questo per mantenere più morbido, e soprattutto se dovete andare a cucinare le polpette per lungo tempo, come per esempio se le volete aggiungere al misto della carne al sugo, quando durante l'inverno andiamo a preparare la carne al sugo. Questo è un impasto, diciamo, base, che però potete arricchire dei sapori e degli odori che più vi piacciono. Io adesso sto aggiungendo anche del prezzemolo fresco,
e poi andrò a formare tutti gli ingredienti che hai messo all'interno di queste polpette. Allora, gli ingredienti sono carne macinata di vitello, uova, caciocavallo grattugiato, pangrattato, sale, aglio e prezzemolo. Poi a piacere io aggiungo realizzare anche del latte per rendere l'impasto un po' più morbido, oppure del vino bianco, questo a secondo delle polpette, della ricetta con cui vogliamo realizzare le polpette. Tu hai un suggerimento per un impasto diverso? Dato che sei figlio di macellaia, potresti darci un suggerimento a tutti noi? A parte l'aggiunta d'aglio, per il resto più o meno è come si fanno a Palermo. Solo l'aglio c'è in più. Va bene. In alcune famiglie si adotta la cipolla, che io comunque non preferisco. Quando invece faccio le polpette io, si sta solo di carne, pepe, sale, stop, nient'altro, niente pangrattato e null'altro. Perché mi piace sentire il sapore della carne piuttosto che tutto il resto. E tra l'altro in quella modalità le puoi utilizzare per qualunque uso, sia per sugo. Ho capito. Allora io intanto che bella questa torta di patate. Ho sformato patate e caciocavallo fino ad ora, giusto? Non c'è altro. Ho sfornato la nostra torta di patate e quindi vedete che diciamo la cottura è molto veloce e diventa bella croccante ai bordi, quindi anche se i bambini sono abituati a mangiare le patatine fritte, possiamo servire invece una torta di patate al forno molto semplice. Gli ingredienti sono semplicemente patate bollite, schiacciate con una forchetta, sale, del caciocavallo grattugiato, un uovo e poi qui un po' di odore di questa stagione, che è del timo fresco, che proprio in questo momento è in fiore e quindi sprigiona un profumo fantastico che si abbinerà perfettamente alla nostra ricetta. Le polpette di carne, vi consiglio sempre di bagnare prima le vostre mani, così il tritato non si andrà ad appiccicare nel palmo delle mani e potrete formare le polpette in modo più omogeneo. Io adesso vi mostrerò dei formati di polpetta. È utile sia quando si fanno le crocchè che quando si fa qualunque, anche le arancine, serve per non fare attaccare tutto quello che stai manipolando. E in questa maniera le mani rimarranno, fra virgolette, pure. Certo. Il faraone che ci saluta, so già che chiede Alessia, le buone patate non dovrebbero mai mancare. Esatto, perché nella zona di Alessia le patate sono in abbondanza, vero? È vero. Luisa Lo Scalzo chiede se la teglia la imburri faraone per seguirti. Che cosa? Luisa ci chiede se la teglia... Non ho sentito. La teglia la imburri oppure no? No, ho messo dell'olio di oliva semplicemente. Possiamo evitare l'olio di oliva o il burro, anche mettere della carta forno, però io oggi prima di venire ho dimenticato, ho scambiato i 2 scatoli carta forno con carta e ho messo semplicemente del buon olio di oliva. Sai l'olio di oliva del nostro amico Corrado Lapira? Ricordi il nostro amico Corrado Lapira? Salutiamo Corrado, simpaticissimo, favoloso, che ci ha invitato anche per un evento a fine luglio, se non sbaglio, molto interessante. A casa sua, a Canicattini Bagni. Esatto. Sì, quindi ho utilizzato
l'olio della maestralina, che appunto della maestratina, un olio di zaituna, l'olio della maestratina è intitolato alla mamma di Corrado, quindi un bacione a lui e alla sua famiglia. Allora guarda Francesco, io già sto facendo delle polpette rotonde, che sono quelle che di solito qui nella nostra zona noi utilizziamo per cuocerle dentro la salsa di pomodoro fresco. Poi invece le polpette, queste dalla forma ovale schiacciata, di solito sono le polpette che noi utilizziamo da fare fritte o al forno o arrostite, mentre queste polpettine così piccole io di solito ci ho cresciuto così i miei figli utilizzando le polpettine piccole dentro le minestre di verdure fresche, perché in questo modo loro potevano mangiare sia la minestra che con le polpettine, oppure a volte quando proprio erano piccoli e non volevano mangiare aggiungevo alla minestra anche della pastina o degli spaghetti sminuzzati, come si utilizzano spesso da noi in Sicilia, e quindi con questi tre formati di polpette possiamo realizzare più ricette. Quindi queste ve le consiglio da mettere appunto dentro le minestre, queste dentro i sughi. Ale, ma per fare questa ricetta quanto tempo ci vuole? Nell'insieme quanto tempo hai impiegato per realizzare questa ricetta? Non ti sento più. Non ti sento più. Ma Francesco, io quando vado in diretta non perdo un attimo la cognizione del tempo, quindi credo che siano passati all'incirca mezz'ora, perché io voglio realizzare più ricette. Mi piacerebbe tanto che le mamme moderne, così possiamo identificarle come mamme moderne, impiegassero questo tempo per capire quanto sia importante investire questi pochi minuti, perché stiamo parlando di 20 minuti circa, per realizzare queste fantastiche polpette in sostituzione a quelle preconfezionate che si vendono nei supermercati, che non sono il massimo. È vero, considera che già... E considera che già ho realizzato anche le polpette, ho realizzato anche una torta di patate, quindi adesso vado a realizzare quelle di melanzana e poi vado ad infornare tutte insieme. Quindi considerando la chiara, considerando anche il tempo di preparazione, diciamo anche semplicemente in mezz'ora possiamo andare a realizzare i nostri menù per i bambini, e anche facendoli partecipi alla tutta la preparazione, perché i bambini devono comporre delle palline, e quindi se non vogliamo chiamarle polpette, loro sono ben felici di partecipare. Allora io trasferisco le mie melanzane in una terrina, così vi posso mostrare anche un po' più piccoli, ancora sono calde, quindi logicamente poi lasciate raffreddare le melanzane prima di andare a formare le polpette, però ecco già se sono di un calore che possono essere maneggiate, possiamo andare a formarle. E poi adesso viene il bello. Ti voglio parlare di un formaggio molto buono che mi è stato regalato sulle Madonie negli scorsi giorni. Tu sai benissimo che sono stata in gita con la mia famiglia e sono andata a trovare degli amici tra cui un'azienda agricola che si chiama Barreca, è un caseificio pazzesco. Saluto la mia nuova amica Marilina, perché veramente mi ha fatto essere fiera di essere donna, perché è una donna imprenditrice che ha saputo fare della tradizione di famiglia, di allevatori, di vacche da latte, un'azienda modernissima e famosa in tutta la Sicilia, ed è proprio
aspetta un attimino, come si chiama? A Geraci Siculo, quindi diciamo è proprio anche vicino a te. Allora io vado a sconfezionare questa provola, che tra l'altro è anche e questa è una provola in cui Marilina aggiunge anche dei chicchi di pepe nero, perché ci sono persone che preferiscono sempre un formaggio condito piuttosto che un formaggio bianco. Quindi io vado ad aggiungere al mio composto di melanzane anche un po' di formaggio. Mi taglio a dadini il formaggio, perché queste polpette di melanzane possiamo andarle sia ad infornare che a friggere, però diciamo oggi noi stiamo facendo una cottura veloce e anche pratica per tutte le signore che lavorano, che hanno poco tempo per poter realizzare delle ricette per la propria famiglia, con i propri bimbi. Quindi adesso vado a mettere qualche foglia di prezzemolo e qualche foglia di basilico per aromatizzare le nostre melanzane, che vi ricordo bollito senza l'utilizzo del sale, quindi il sale lo andrò ad aggiungere adesso. E già il profumo, guarda Francesco, è meraviglioso. Lo immagino. Salutiamo intanto tutti gli amici che ci sono. Sì. Ma sai, anche perché questa provola ha veramente il profumo degli altopiani delle Madonie ed è veramente super invitante. Non so come sto facendo a resistere a non mangiarne un pezzetto, perché è veramente ha un profumo pazzesco. Allora io ripeto. Mi senti? Pasquale Palazzolo dice buon pomeriggio a voi. Io penso che Alessia ha un posto sicuro. Ti ripeto gli ingredienti. Allora, melanzane tagliate a cubetti. Mi senti, Ale? C'è qualcuno che sta dando... Sì, ti sento male. Ho capito che è arrivato un commento da qualcuno. Pasquale Palazzolo dice buon pomeriggio a voi. Io penso che Alessia ha un posto sicuro come chef in paradiso. Saluti a tutti. E poi abbiamo la che bello. Ricordiamo che Alessia, per gli amici che si sono appena collegati, Alessia oggi sta facendo 3 piatti. Sta realizzando delle fantastiche polpette di melanzane. Poi per par condicio, perché a mio parere le polpette devono essere assolutamente di carne, sta facendo anche delle meravigliose polpette di carne nelle varie forme, in modo tale che ci ha spiegato anche come poterle utilizzare nelle diverse cotture. E poi sta facendo anche una torta di patate, che ad ora aveva messo semplicemente le patate lesse, poi schiacciate, e ci ha messo sopra del caciocavallo e poi non ricordo altro. Ed il pan grattato. E pan grattato, che non deve mancare mai. Sì. Allora, guarda, io adesso qui ho il composto di melanzane già pronto e posso, con l'aiuto di se sono le morbide, o se ci piacciono più dense come composto, vado a creare le mie polpettine e le vado a mettere direttamente in teglia. Fantastico. Questa è una ricetta, guarda, veramente veloce, economica e deliziosa se vengono utilizzati i prodotti stagionali che abbiamo proprio intorno a noi, perché i profumi ormai quasi tutti ce li abbiamo sul balcone, perché tutti abbiamo una piantina di basilico, di prezzemolo sul balcone, ma se non avessimo
organizzare con ciò che abbiamo in casa. Diciamo, io logicamente ho la fortuna di abitare in campagna, quindi spesso ogni giorno posso raccogliere basilico e prezzemolo e quindi aggiungerlo anche alle mie pietanze. Allora guarda, io ho ancora qui uno spazietto, ho messo nella stessa teglia quindi le polpette di carne, di vitello, le polpette di melanzana. Adesso vado a riciclare l'impasto che ho delle polpette e vado a riempire un peperone e così vi faccio un po' vedere come nel giro di pochi minuti possiamo realizzare un menù completo e anche vario con i prodotti siciliani. Quindi vado a svuotare il peperone. Ricordiamo a tutti gli amici che ci seguono che tutto questo nasce solo ed esclusivamente per promuovere i prodotti del territorio, promuovere prodotti siciliani, perché acquistare prodotti siciliani vuol dire pensare alla salute, dare priorità alla salute, dare priorità al territorio, quindi all'ambiente, perché acquistare prodotti che vengono più vicino, arrivano da una distanza più vicina a casa nostra, sicuramente avranno inquinato meno. Poi sicuramente i prodotti siciliani tutelano anche l'economia siciliana, che va assolutamente incoraggiata e soprattutto alimentata. Che belle queste polpette. Allora Francesco, guarda, io dato che avevo un pezzettone di formaggio da poter utilizzare, sto facendo una mega polpetta con del formaggio con la provola aggiungere proprio un filo d'olio sul peperone e sulle polpette di melanzana perché altrimenti diventeranno troppo morbide, e quindi vado ad infornare. Ecco qui, e adesso possiamo andare, io ho la voglia di farvi scoprire dei prodotti che io stessa ho scoperto in questi giorni di viaggio attraverso le nostre catene montuose siciliane. Ho cominciato il mio viaggio andando per una notte a Gangi, che nel 2014 è stato eletto borgo più bello, borgo dei borghi, e quindi è veramente un paesino molto particolare. Io ho detto che intorno a Gangi ci sono delle aziende veramente fantastiche. Una di Barretta, che produce la provola delle Madonie, che è un prodotto slow food, e vi garantisco che il profumo e il sapore di questa provola è inebriante, perché ha proprio dentro tutti i profumi delle erbe che le mucche possono mangiare ogni giorno al pascolo. Lì ho scoperto anche che ci sono delle aziende veramente moderne in Sicilia, e questa cosa mi ha anche un po' sconvolta in modo positivo, perché mi sono sentita dentro un documentario quando Marilina Barreto mi parlava della sua azienda, un'azienda modernissima a ciclo chiuso, quindi tutto viene riciclato, non ci sono scorie che devono essere diciamo espulse dall'azienda in modo chimico, ma tutto viene riciclato in modo naturale e quindi in modo sostenibile. Quindi veramente grazie a tutti quegli imprenditori che anche in questo periodo di grande difficoltà stanno mantenendo le loro aziende in attivo e in modo anche green. Poi ti volevo presentare, Francesco, altri due prodotti che mi hanno lasciata prima un po' perplessa, poi ho assaggiato in particolare uno di questi prodotti e me ne sono innamorata. A te piace la mortadella? Ma giusto un poco, guarda, io sono un piccolo problema di dipendenza da mortadella.
Non si può Allora, dire. guarda, appena assaggerai questa impazzirai. Io ho sempre avuto un problema con la mortadella perché non la digerisco. Devo stare attenta alle marche che vado a comprare, e devo stare attenta a che ora me la mangio, perché altrimenti poi digerisco 2 o 3 giorni dopo. Io ho scoperto questa mortadella realizzata con il suino nero dei Nebrodi da una piccolissima azienda a conduzione familiare, che è appunto l'azienda da cui ci siamo collegati io e Damiano mercoledì in aperitivo social. Quindi ho scoperto che non solo fanno il pane con le farine buone per abbassare l'indice glicemico. Ale, abbiamo Dimmi. Giovanna D'Arpa che dice: credo di conoscere quella mortadella. Ah sì, e forse perché è il marito che la produce, mentre proprio Giovanna è stata quella donna così caparbia da volere le api nere nella sua azienda, api nere di cui mio marito ha avuto un piccolo regalino nel suo bel faccino, perché non hanno gradito la sua visita all'alveare. Quindi guarda, allora io con questa mortadella volevo aprirla insieme a te, anche se tu non puoi sentire il profumo e non potrai assaggiarla, però proprio ti volevo fare vedere la consistenza. Vedi qui c'è scritto che è un prodotto artigianale, creato e prodotto solo con suino nero dei Nebrodi, e gli ingredienti sono veramente pochissimi, tra cui anche il pistacchio di Bronte. Viene prodotto proprio in pochissime quantità, perché logicamente diciamo stiamo parlando di un prodotto di nicchia fatto in un singolo agriturismo. Però guarda, spero veramente che questo tipo di mortadella venga prodotta più spesso anche in altre aziende, quindi che magari diciamo la ricetta sicuramente verrà mantenuta segreta, però diciamo che se cominciassero a produrre anche in Sicilia della mortadella di alta qualità, ben vengano queste giovani aziende. Allora guarda, io taglio proprio dei pezzettini dei cubicini di mortadella, che come vedete è molto delicata e ha un profumo delizioso, e Sì. quando invitiamo i nostri amici diciamo che sarebbe un regalo gradito tagliarlo a cubetti e offrirla loro per un aperitivo. Sicuramente guardate, avrete difficoltà a non finirla, perché non appena si apre è un prodotto che va a ruba, e tu conosci bene i miei figli e sai che quando siamo andati lì se ne sono mangiata una intera, quindi attenzione a quando ci fate gli inviti. Guarda che meraviglia. Quindi io volevo salutare e ringraziare la famiglia Armeli dei Nebrodi, perché veramente mi hanno fatto scoprire all'interno del loro agriturismo, la vedetta dei Nebrodi, dei prodotti che mi hanno fatto uscire pazza, che hanno potenziato modi. Dei loro prodotti qui è anche la ricotta al forno che io ho utilizzato qualche settimana fa per realizzare la pasta alla norma. E allora vado a controllare le nostre polpettine in forno, che già sento un gran bel profumo. Ecco, altri 2 minuti e le nostre polpette saranno pronte, quindi posso andare a preparare il mio piatto. Come vedi, credo di essere con una buona prestazione di orario, perché credo che siamo all'interno dell'ora, quindi comunque Sei in tempo. sono in tempo, e questa cosa è la dimostrazione che in casa si possono fare tranquillamente dei piatti buoni con dei prodotti genuini anche in poco tempo. Allora andiamo a decorare qui con proprio un ciuffetto di timo fresco,
E quindi il primo piatto che ho realizzato è la torta di patate, un piatto semplicissimo che piacerà a tutti, sia adulti che bambini, e che è un piatto già completo da poter presentare per il nostro pranzo. Vado a sfornare le mie polpette e andiamo a comporre il piatto con il misto di polpette vegetariane e non da poter offrire ai nostri amici, ai nostri... Qua vedi le polpette durante la cottura hanno fatto anche quelle di melanzana una bella crosticina dovuta sia al pangrattato che al formaggio che io ho utilizzato. Quindi possiamo metterle in piatto di portata, così possiamo accontentare un po' tutti. Chi ama la cucina vegetariana, soprattutto con questo caldo che diciamo forse sarebbe quella più adatta da consumare soprattutto nelle ore del pranzo. E invece qui ci sono le nostre polpettine fatte al forno, semplicemente sono ricette senza fronzoli. E qui invece c'è il nostro peperone ripieno con ciò che si è avanzato delle nostre polpette. Io penso oggi di avervi dato degli spunti per delle ricette semplici che ognuno di noi possiamo realizzare a casa o con i nostri bambini. Sono ricette che tutti noi possiamo consumare, anche perché possono essere realizzate sia senza glutine che senza lattosio, a secondo dei prodotti e degli ingredienti freschi che scegliete. Io vi consiglio di consumare soprattutto frutta e verdura freschi, così da poter stare più in forma e meglio. Francesco, grazie per avermi fatto compagnia oggi. Ma grazie a te per avermi fatto aprire l'appetito dopo aver mangiato. Solo il problema adesso non ho quella mortadella. sempre al tuo servizio. Spero che oggi in compagnia della dottoressa potrai per i nostri amici di Io Compro Siciliano Chef, sono sicura che anche a lei piaceranno. Io non vedo l'ora di poter assaggiare ciò che ho preparato e quindi vi metto qui a favore di camera tutti i prodotti che ho utilizzato. Saluto tutti quanti, ringrazio Francesco per avermi supportato e sopportato anche oggi, anche se oggi in effetti sei mio ospite, di solito sono io ospite tua. I taglieri sono fantastici, signora. Quanto è bello fare un tagliere di formaggi e salumi siciliani, esce fuori una cosa meravigliosa. Hai degli ospiti in casa improvvisi, apri 2 buste che hai sicuramente sottovuoto in casa e hai risolto il problema senza dover acquistare chissà quali grandi cose, per dover realizzare chissà quali grandi cose impegnative. E poi, come dice Alessia, cucina sana, naturale, del territorio, mangiare le verdure, che mangiare le verdure soprattutto con questo caldo fa benissimo, perché in un modo o nell'altro non ti sento più. Non ti sento più, Ale. Io sì, posso ascoltare e sentirti. Che però hai detto cui mi trovo d'accordo, quindi direi di salutare. Vi rinnovo il mio appuntamento a sabato prossimo. Seguite dai social e domani delle famiglie. La settimana prossima sicuramente ci vedremo e avremo ancora altre sorprese per tutti voi. Non so se puoi sentirmi. Sì, ti sento a scatti, ma ti sento. Voglio fare anch'io i saluti a tutti gli amici che ci hanno seguito. Ringraziamo il faraone che ti fa i complimenti. Vabbè, che ringrazio per aver partecipato. Esattamente.
Va bene, allora grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, grazie ad Alessia per questi piatti fantastici, grazie al cameraman che la sostiene sempre, lo ringraziamo. E grazie a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Non ti sento più. Ale, non ti sento più. Francesco, io ti sento a tratti, quindi penso che sia venuto il momento di lasciarci. Grazie ancora per aver partecipato ad Io Compro Siciliano Chef, un saluto a tutti quanti e buon weekend e ci vediamo la settimana prossima. Seguite Francesco D'Aperitivo. Francesco, grazie. Grazie a te per avermi ospitato, grazie a tutti gli amici, ci vediamo più tardi alle 18 ad Aperitivo Social con la nutrizionista e parleremo di alimentazione sana e del territorio. Ciao Ale, grazie. Bravi.